questo appuntamento del Culture Festival 2020 presso la Fiera del Tappeto di Mogoro in live streaming. Questa sera abbiamo il piacere di ascoltare il Regal Quartet, con grande onore, ospiti del festival per la seconda volta, che ci presenteranno un repertorio composto interamente da artisti sardi, arrangiato da loro. Quindi ho il piacere di invitarli nella platform. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti, come ha detto Simone siamo il Regal Quartet, e proponiamo oggi un nostro nuovo progetto. Si tratta di un progetto proprio dedicato alla Sardegna, ai compositori sardi soprattutto, amici, in questo caso quasi tutti i nostri cari amici, e quindi persone a cui abbiamo chiesto di pensare a un brano per la nostra formazione, quindi che richiamasse ovviamente le sonorità della Sardegna, ma non necessariamente, comunque dove venisse fuori lo stile di ciascuno. E così, insomma, diversi compositori hanno accettato con entusiasmo, quindi parlo di persone da Simone stesso, di cui faremo un brano, a Stefano Maccioccu, componente del gruppo, lo stesso che ha pensato a dei brani per noi, e Gabriele Verdinelli di Sassari, Salvatore Maiore, contrabbassista, Franco Persico di Nuoro. Insomma, questo è un nostro nuovo progetto, quindi oggi lo sperimentiamo in questa situazione e cominciamo con il brano Mare Nostrum di Franco Persico.
Bene, proseguiamo con un brano in tre tempi, scritto da Stefano Macioccu, il nostro componente del quartetto. È un omaggio a Philip Glass, questo, quindi in realtà non è tanto la sonorità della Sardegna che viene fuori, ma è uno stile molto particolare per chi conosce il minimalismo. E niente, quindi tre tempi, omaggio a Glass.
Questo era il brano di Simone Pittau, grazie per avercelo regalato, su Entu. Proseguiamo con un brano di un compositore sassarese, un pianista di Roberto Piana. Il brano si intitola Remembrance.
Questo era Tu chi di Gabriele Verdinelli, un compositore anche lui di Sassari. E ora proseguiamo con 2 brani di Salvatore Maiore, Anninnia, il primo, e Domenica subito dopo.
Bene, noi vi salutiamo con l'ultimo brano, che è un brano di Stefano Macioccu, forse il primo brano che ha scritto per noi quartetto, e quindi lo presenta lui. Grazie. Allora sì, è veramente il primo brano scritto per il quartetto, dedicato al quartetto. Mi ricordo con Daniela quando fondammo questa formazione, se non sbaglio erano nel 2002, esatto, i primissimi anni del 2000, ci capitò un concerto così, tra capo e collo, e non avevamo il nome del quartetto. Quindi la prima cosa che feci, presi un libro dalla libreria, capitò un Atlante, lo aprì e c'era la costellazione di Orione. L'occhio capitò sulla stella più importante della costellazione, che è Rigel, che prende il nome dallo scopritore, un astrofisico tedesco. E quindi da lì nacque la storia del Rigel Quartet. E quindi perché non scrivere un pezzo dedicato al quartetto e che sveli, ecco, il segreto di questo nome. E quindi sono i suoni dalla costellazione di Orione, sentirete anche delle voci, delle cose particolari all'interno, con una costruzione un po' circolare che ricorda l'aspetto delle galassie. Insomma, non voglio annoiarvi troppo, ve lo facciamo sentire.
Grazie al Reggae Quartet e a tutti gli ospiti che hanno seguito in diretta Facebook il concerto di stasera. Anzi, chi avesse il piacere, invito a iscriversi al canale, giusto per seguire tutti gli eventi che si susseguiranno nel tempo. Ecco. Un grazie al Comune di Mogoro, alla compagnia Sudrovaggio, che è appunto la cooperativa che ha allestito questo spazio meraviglioso, e tutti voi appunto che ci avete seguito. A presto e vi aspettiamo domani sempre alle 18 con il Sunflower di Francesca Corrias. Ringraziare Simone per l'ospitalità e soprattutto, e non solo Simone, ma anche tutto lo staff che c'è dietro, che non si vede, ma grazie dell'accoglienza, grazie di tutto.